Buongiorno a tutti. Allora, mi trovo come presidente dell'Istituto Veneto in questa congiuntura molto particolare per raggiungere comunque i soci e gli amici dell'Istituto Veneto per aggiornarci per quel che si può su quella che è la nostra situazione, quello che prevediamo, quello che contiamo di poter fare, nonostante le difficoltà del momento. Anzitutto spero, mi auguro, credo che per tutti voi e per tutti noi la situazione sia la migliore possibile e non vi ruberò molto tempo, anche se tutto sommato il problema del tempo libero in questa congiuntura credo che proprio sia l'ultimo dei problemi. Quello che penso è qualche nota rapida per aggiornarci, per aggiornare naturalmente i soci che ne hanno diritto, e un diritto di cui io rispondo, e per gli amici che possano essere interessati a capire e sapere che l'Istituto Veneto ancora si muove, che ancora c'è, che ancora esiste, che sta programmandosi nel migliore dei modi che ci sono possibili. Quindi qualche nota per aggiornarci in una situazione complessa, in una situazione che è quella che conosciamo tutti, è inutile che vi spieghi io, ultimo degli untorelli, quale sia la difficoltà. Devo però aggiungere che stiamo ancora, nonostante le difficoltà non solo specifiche ma del Paese intero, stiamo ancora procedendo con la realtà di una struttura che rimane una struttura robusta. L'Istituto Veneto è una macchina collaudata, una macchina difficile, una macchina complessa, ma una macchina che sa reggere alle congiunture difficili, alle congiunture delicate. Siamo in una Venezia difficile, ma non siamo depressi dalla situazione generale di Venezia. È una situazione, fra l'altro, per certi versi si potrebbe dire cinicamente quasi splendida, invidiabile rispetto a quella che incontriamo solitamente. Certamente è una situazione molto complicata. L'Istituto continua a lavorare, a operare, a agire per quanto gli è possibile con tutte le cautele che sono necessarie, ma continua a operare. Abbiamo avuto un lungo silenzio che non è stato un silenzio non operativo, è stato un silenzio in cui non potevamo riunirci fisicamente, quindi tutti gli incontri attraverso i quali il Consiglio di Presidenza ha cercato di aggiornarsi e di controllare l'evolversi della situazione, sono cose che sono andate via internet, che non hanno potuto trovare quella diffusione che attraverso la stampa o i servizi dell'Istituto stesso sarebbero stati in altri momenti possibili. Comunque l'Istituto, la Presidenza, nonostante la pausa, ha continuato a lavorare. Le prime cose fatte alla riapertura sono state appunto incontri formali del Consiglio di Presidenza e anche col personale, un personale che, come sapete, è un personale mediamente proprio di prim'ordine e che aveva bisogno in qualche modo di un incontro al quale ci siamo presentati in pieno convincimento. Si sono dovute attuare alcune non marginali, non piccole variazioni, alcuni aggiustamenti che sono imposti da quello che possiamo fare e quello che non possiamo fare. Così per esempio l'apertura dell'Istituto continua naturalmente a scartamento ridotto, cioè noi siamo aperti come sempre sia a Palazzo Franchetti che soprattutto a Palazzo Loredan con i nostri orari. Comunque per 3 giorni alla settimana noi qui ci siamo, l'Istituto funziona, gli uffici marciano, si continua a lavorare. Naturalmente è un orario ridotto di tempi difficili in attesa della ripresa. Ripeto, la struttura però può permettersi questo perché è una struttura robusta. In generale noi stiamo facendo un grande sforzo per rispettare, per quanto è possibile, e naturalmente è possibile solo in parte, i programmi che voi soci conoscete, i programmi che
abbiamo determinato insieme a inizio anno e che abbiamo finora cercato di rispettare. E più o meno ho l'impressione che ci siamo riusciti. Abbiamo quindi la speranza, il tentativo, l'impegno a non bloccare nulla, cioè che tutto continui, che non ci siano settori che si spengono o che ci siano pause che poi significano, non voglio essere tragico, ma seppellimenti di promesse fatte, di progetti costruiti. Naturalmente l'impegno a rispettare il più possibile tutti i programmi è compatibile con quanto si può fare, ma è incompatibile con quello che non ci riesce, quello che la situazione materialmente impedisce. L'impegno è di mettere in moto il più presto possibile tutta la macchina e sarà una macchina che marcerà con ritmi diversi. Marcerà con ritmi diversi per due ragioni. Primo, perché non potremo più fare cose che pensavamo di fare. Secondo, perché il recupero di quello che comunque potremo fare terrà conto di una realtà che è molto cambiata. La macchina però è già ripartita. È già ripartita e ovviamente salteranno tutte le previsioni di calendario. Noi avevamo un calendario molto preciso che i soci conoscono fin dalle prime battute del nuovo anno accademico, un programma che naturalmente non è più rispettabile nei termini in cui l'avevamo concordato, previsto e approvato con voi soci. Questo è inevitabile, però le cose sostanziali cerchiamo di salvarle tutte, cerchiamo di non perdere nulla, cerchiamo di usare l'operatività da remoto, l'informatica per tenere i contatti, per riuscire a diciamo, a salvare quella che è una caratteristica propria di questa istituzione molto più di quanto non sia con altre istituzioni apparentemente analoghe, che è questo diciamo, contatto materiale con i soci, però in modo diverso. Non potremo in questo periodo fare quelle riunioni a Palazzo Franchetti, quelle riunioni di carattere sociale che così sono una caratteristica nostra, dalla mattina al pomeriggio alla sera col pranzo comune. Salteremo quindi molte cose. Quello che possiamo salvare in via informatica lo salveremo, quello che non possiamo salvare ce ne scusiamo, non potremo assolutamente farlo. Io credo che però ci siano dei segnali da dare. L'Istituto ha ripreso in pieno, l'Istituto sta cercando di operare con il proprio personale, con la diciamo, competenza del personale di cui dispone, spostandosi su tutti i vari, non seppellendone nessuno, per quanto possibile. Cioè la macchina vuole continuare a procedere, anche se dovrà procedere con criteri diversi. Ricorreremo molto con i contatti e per le scadenze, per quello che riguarda soprattutto la vita sociale, alla posta, cosa che avevamo abbastanza dimenticato. Ci scriveremo tantissimo, non saranno lettere d'amore, saranno lettere d'ufficio, però sarà un modo perché ci si possa tenere in contatto anche in questo periodo di isolamenti. In questo devo dire contiamo molto sul supporto del personale, contiamo molto sulla diciamo, compattezza, sull'impegno del Consiglio di Presidenza e contiamo molto soprattutto sulla pazienza e sul sostegno di tutti i soci. Ecco, questo mi permettevo di dirvi, abbiate pazienza, non ho voluto rubarvi troppo tempo, volevo rubarvene anche di meno, ma mi sembrava doveroso, come dire, ripresentarci a chi è nostro socio, chi è cioè la nostra realtà, la nostra struttura, con un augurio per tutti. Arrivederci presto e grazie.